È tornato Vittorio Emanuele. Ok, vuol dire che probabilmente hanno preso delle considerazioni che secondo loro ritenevano giuste per farlo. Poteva farlo dove cagliera. È un cancro la monarchia per tutti i popoli del mondo. In nessun altro paese come l'Italia, forse, fatti accaduti più di 70 anni fa riescono a incendiare gli animi così tanto, come il recente rientro della salma dell'ultimo re d'Italia, quel Vittorio Emanuele III, fuggito in Egitto nel 1946 per lasciare la neonata Repubblica. Sì, perché il rientro delle spoglie porta con sé anche i corpi del reato, potremmo dire, di quell'epoca storica. Non solo le due guerre mondiali, a pesare come macigni il sostegno al fascismo, la fuga dopo l'8 settembre 43 e l'approvazione delle leggi razziali nel 38. L'avrei lasciato stare dove era. Insomma, doveva dare almeno delle direttive e tutto. Non lasciare l'Italia allo sbando. Era obbligato a fare quello che decideva il Parlamento. E le leggi razziali non erano poi così feroci come dicono o come sono state fatte negli altri stati. Bisogna avere un po' di pietà, però se si pensa a quello che è successo, sì, questa cosa grida un po' vendetta, diciamo. La salma di Vittorio Emanuele III si trova ora in provincia di Cuneo, ma c'è chi la vorrebbe nel Pantheon a Roma, assieme agli altri re d'Italia. Sono d'accordo a farla rientrare a Roma. No, non è giusto secondo me. Per non parlare del biglietto del viaggio di ritorno, pagato al re dai contribuenti della Repubblica. Ma il fatto che l'abbiamo pagato noi col volo militare? L'hai sbagliato, l'ho capito, l'ho seguita, l'hai sbagliato. Ma hanno presente che lo Stato italiano ha avvocato a sé tutte le proprietà di Vittorio Emanuele III, quindi dovevano trasportarlo in un treno d'oro, secondo me. Alla fine però, probabilmente, il vortice delle polemiche è più apparenza che sostanza. Ai trevigiani interessa poco, parola di chi vede e vende notizie ogni giorno. Mai sentito nessuno parlare. Proprio interessa poco. Non mi nessuno.